Hai mai sentito parlare delle zucche di Sant'Andrea? Mentre in tutta Italia le zucche si intagliano tra fine ottobre e inizi di novembre, in un piccolo ma ricco centro dell'Oceano, Sagonché Mortu si intaglia il 30 di novembre. Questo weekend sono stata a Bono, dove in onore del santo si conserva la zucca più bella e grossa che, una volta intagliata con arte, a sera fatta, viene portata dai bambini al collo per le vie del paese, illuminata da una piccola candela. La questua fa parte integrante delle celebrazioni e al suono di un campanello e all'urlo di "A Sant'Andrea" i bambini ricevono accoglienza e piccoli doni. Nel centro storico, scampanellio e voci fini dei bambini che tagliano il freddo e il buio sono pura magia. Le ragioni antropologiche del rito e della questua sono antiche e forse da ritrovarsi nel bisogno di creare un legame con il santo e con i propri antenati, stimolare la fertilità del terreno, cacciare gli spiriti malvagi. Eppure il significato più potente che ho ritrovato in Sant'Andrea è stato quello di tenere viva e unita la comunità che in occasione della festa si ritrova nelle piazze per condividere un momento di svago e di ricreazione. Insieme si invoca il divino, ci si fa caldo e forza in contrapposizione all'inverno che arriva, e in un tempo in cui si parla tanto di comunità ma in pochi la fanno, questue e rituali di questo tipo non passano certo inosservati. E tu conosci tradizioni simili nella tua terra? Sono Claudia Zedda, scrittrice, antropologa ed etnobotanica. Seguimi per conoscere una Sardegna che c'è ma in pochi vedono.